Secondo Timoteo, capitolo 4. A raccomandazione. Innanzi a Dio e innanzi a Gesù Cristo, che si mostrerà come Re quando verrà a giudicare vivi e morti, ti faccio questa raccomandazione rossa. Predica la parola di Dio, predica rende ogni occasione, ripiglia, raccomanda e raccoraggia, usando tutta la pazienza tua e tutta quella capacità che tiene a far imparare. Perché verranno giorni che l'uomo non vorranno più sentire la sana dottrina, ma correranno appresso a tutte le smanie loro. Si sceglieranno maestri nuovi che impareranno a loro tutte quelle cose che loro desideranno di sentire. Non avranno più audienza a tutta la verità e si metteranno a correre appresso e istruirli. Tu però sta sempre in guardia, supporta le sofferenze, continua a faticare per recare il Vangelo di Gesù Cristo e porta a finitura che è la commissione tua a servizio di Dio. Paolo si sente vicino alla morte. Quando a me, oramai è arrivato loro, era la vita mia come un'inverta innanzi a Dio. È arrivato il momento che l'ultimo cammino. Oggi combattuto la guerra buona, sono arrivato alla finitura della corsa. Oggi mantenuto la fede e mo aspetta rinde in mano il Signore, che è un giudice giusto, che lo premia la vincita, quando mi darà la corona con mano giusta. Rinde che l'ultimo giorno, essa darà non solo a me, ma pure a tutti quelli che aspettano che amore un momento della venuta sua. Ultima raccomandazione. Fa tutto il possibile a venire presso a me, perché Dema mi ha lasciata. È tornata a tutte quelle cose che sto mondo, è tornata un'altra volta in la città di Tessalonica, pure crescendo e tite soprattutto, una per la Galazia e l'altra per la Dalmazia. Solo lui è rimasto insieme conmigo. E quando viene, porta insieme con te pure a Marco, perché mi sarà assai necessario in la fatica che sto facendo al servizio di Dio. Tighe che l'ha giù mandata a Efeso. Quando viene, portami pure che mantiello che giù l'ha stata trovata, in da casa di Carpa, e portami pure i libri, specie pergamene. Alessandro Ferrara si è comportato assai malamente conmigo. O Signore farà papà per tutte quelle che ha fatto a me. State pure tu, accorte chi sto qua, perché si mise con tutta la forza sua contro tutte quelle che noi abbiamo predicato. La prima volta che mi ha avuto a difendere in due tribunale, nessuno è rimasto vicino a me. Si sono rasate tutto quanto. Dio non ne tenesse conto di questo. O Signore invece è sempre stato vicino a me e mi ha dato forza, perché pure in quell'occasione ha avuto canza di predicare il Vangelo suo e lo fa sentire a tutti quelli che non conoscevano Dio. E tanto il Signore mi ha salvato in da bocca del leone. Sarà esso che mi libererà da ogni male e mi salverà per mi far trasire in regno eterno. Innanzi a esso, stessa tutta la gloria nostra, per sempre. Amen. Saluto e augurio finale. Salutami Prisca e Aquila e la famiglia Onesiforo e Rassa rimasto a Corinto, trovami la giulassata a Milete, perché era caduto malato. Circa veniva prima a cominciare la vernata. Ti mandano a salutare Eubule, Prurente, Lina, Claudio e tutta la fratelli da fede. O Signore potesse stare sempre insieme con te, a grazia di Dio, potesse stare sempre con la voi.